con Andrea Merighi, responsabile finanziario della Noality, che ha dato la possibilità al Pro Padel Verona di ospitare il Sanremo Padel Tour. Andrea, che esperienza è stata quella di questi giorni? È stata un'esperienza unica e bellissima e sono contentissimo che la Noality mi abbia dato questo incarico di organizzare in Veneto questa tappa. E ovviamente io, essendo di Verona, giocando a Pro Padel, l'ho canalizzata qua, ma perché è casa mia, e penso che sia venuto fuori un bellissimo evento, ed è stato veramente un bellissimo evento con dei giocatori veramente a livello internazionale che a Verona penso non si siano mai visti. Partite del genere non si sono mai viste. Quindi... E noi abbiamo avuto il piacere di commentarle e trasmetterle sia in diretta che in differita. Parlando del Pro Padel, questo bellissimo centro, che caratteristiche ha, visto che lo frequenti e sei parte integrante? Allora, la caratteristica principale è di avere un proprietario che è di origine argentina e che ha il padel nel sangue, e quindi sta cercando di portare avanti un progetto proprio di crescita a livello tecnico del padel, e c'è un livello abbastanza importante in questo centro, e quindi anche portare qua questa tipologia di torneo ha fatto sì che l'interesse su questo sport, che io penso che in questo momento sia lo sport più inclusivo che crea proprio delle interessenze, delle amicizie che non si sarebbero mai verificate nella vita, ci sta arricchendo tutti. Ci sta arricchendo e sono d'accordo, lo vivo anche come esperienza personale, quindi anche tu ovviamente giochi a padel. Come sei messo? Dai, sono un livello medio, insomma, diciamo che ho vinto il mio torneo e quindi sarò a Sanremo anch'io i 3 giorni del mio livello, quindi sono un livello medio. Va bene, allora in bocca al lupo per Sanremo, mi raccomando, fatti valere, e grazie mille per questo evento che è stato davvero super. Grazie a voi per la partecipazione e spero che si siano divertiti tutti, come mi sono divertito io. E anch'io. Grazie. A te.